La villa è la Villa Emo Capodilista a Fanzolo di Vedelago, che è una località in prossimità di Vedelago, che è in prossimità di Castelfranco, che è il luogo di Giorgione, che secondo le fonti invece è nato a Vedelago. Quindi è il luogo di Giorgione e di Palladio, e anche dei pittori che hanno lavorato nello spirito di Paolo Veronese, in particolare Zalotti, in questa meravigliosa villa. Tra l'altro l'edificio è tra i pochi concepiti da Palladio che sono stati costruiti così come lui li aveva disegnati e progettati, e nei 4 libri lui indica generalmente disegni nei quali va più in là rispetto all'eseguito. Invece la villa di Fanzolo è più o meno corrispondente a quello che era stato il progetto, anche nella trascrizione del 1570 dei 4 libri, e ha in effetti questa meravigliosa scalinata senza scalini che introduce questo telefono di questo stronzo di Samsung che non si riesce mai a spegnere. Eccolo qua, scusate, pronto? Per cui la bellezza della campagna veneta e la bellezza di ciò che sopravvive e di molti edifici costruiti fortunatamente storici, cioè le ville, che hanno difeso se stesse. Il resto sono capannoni inverecondi da cui occorre difendersi, e quindi è evidente che occorre una strategia, per cui c'è da augurarsi, adesso ne parleremo insieme, che quello che esiste venga per intanto conservato e non sia fatto nulla per distruggere e il paesaggio e le architetture storiche in nome di una falsa architettura moderna che ha distrutto molti paesi e molte città, compresi gli interventi fatti al tempo di De Poli a Treviso, che sono una serie di architetture criminali che erano state affidate a grandi architetti. Il paesaggio veneto è molto contaminato e la sua contaminazione è preoccupante. Poi evidentemente ci sono delle aree, il lago di Fimon, l'area su cui sorge la rotonda di Palladio, che è stata già pensata da Goethe come se fosse essa stessa un elemento dell'architettura di Dio rispetto all'architettura dell'uomo, quindi ci sono ovviamente luoghi meravigliosi, Monfumo, Asolo, insomma dovreste saperlo meglio di me, che lo vende che me, che sono di Ferrara. Okay. Detto questo però sono convinto che sia importante difendere il paesaggio, e una difesa del paesaggio è la bella architettura che c'è per fortuna, evitando di farne di nuova e brutta. Tutto quello che è stato fatto dopo il 1960 può essere eliminato serenamente, non c'è forse soltanto qualcosa di Scarpa, e non sempre Scarpa, può essere conservato, ma Scarpa è l'ultimo che ha interpretato il rapporto fra architettura e paesaggio in un modo civile e colto, il resto è violenza, barbarie.